Castelfranco Veneto, una città che sa unire storia, bellezza e vita vera. Qui ogni stagione porta nuove emozioni e oggi le scopriremo assieme, passo dopo passo. Castelfranco è una città al giorno d'oggi che si vive anche dall'alto, un panorama che racconta secoli e secoli di storia, una città che fonde il passato, naturalmente con il suo meraviglioso presente. Ci accoglie il sindaco Stefano Marcon. Benvenuta Ida, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Noi ammiriamo Castelfranco dall'alto. È un gioiellino che abbiamo riconsegnato alla città, che ci riporta alla storia di quando è nata Castelfranco Veneto, e abbiamo dato la possibilità alle generazioni odierne di camminare qui sulla nostra cinta muraria. Complice questo bel tempo, credo che ci sia una vista meravigliosa, è una cosa che non si era mai potuto fare sino al 3 di settembre, il giorno in cui abbiamo inaugurato questo camminamento. Certo, un grande Natale quest'anno qui a Castelfranco Veneto, tanti gli eventi collaterali, una città che si esprime in tutto il suo splendore, tradizioni, storia, cultura, arte e quant'altro. Brava, hai riassunto bene questo periodo natalizio che vede come al solito il consolidato mercatino delle mura, lo possiamo chiamare così, i giardini natalizi. Quest'anno saranno accompagnati anche da una mostra d'arte contemporanea che stiamo tenendo a Palazzo Soranzo Novello, bellissima, si chiama Porto Franco. Città Castelfranco anche del radicchio variegato di Castelfranco Veneto, a cui si dedica un'intera giornata. Esattamente, con la mostra del radicchio, la premiazione dei coltivatori, accompagnata anche da un momento di degustazione, e quindi sarà oggi una bellissima giornata. Quindi, sindaco, noi cominciamo con il nostro giro favoloso qui a Castelfranco Veneto, lo portiamo nelle case dei nostri telespettatori, li invitiamo in queste festività, in questa meravigliosa città. Partiamo insieme, sindaco. Andiamo, Ida. La cinta muraria di Castelfranco Veneto trova le sue origini alla fine del XII secolo, quando, per ordine del libero comune di Treviso, venne eretto un fortilizio sulla riva orientale del Muson, torrente che segnava il confine occidentale del territorio trevigiano. La conformazione unica della città è ben visibile dall'alto del torrione di nord-est, l'unica delle 4 torri angolari attualmente visitabili del castello. Il camminamento è sorretto da doppi modiglioni in pietra e da volte a tutto sesto, che servono a irrobustirne la struttura. Camminando su queste antiche mura, ora vi faremo vivere momenti davvero emozionanti, assieme all'assessore al turismo Gianfranco Giovine. Buongiorno Gianfranco. Bentornata Ida. Grazie. Buongiorno a tutti e alla trasmissione Itinerari Turistici. Un Natale che si apre veramente in grande stile con questo camminamento di ronda sopra le mura di Castelfranco Veneto. Un lavoro importantissimo, durato quanti anni? Diamo solo qualche numero. La durata degli anni sono circa 1 anno e mezzo, 2. Ho trovato impegno da parte sia del Ministero sia da parte del Comune di Castelfranco per quanto riguarda l'aspetto finanziario, però il risultato è magnifico. Se lei potesse riassumere in poche parole, sì, lo so che è impossibile, ma riassumere in poche parole la magia, la storia e la cultura di Castelfranco Veneto, con che parole inviterebbe qui i nostri telespettatori? Vivere la cultura di Castelfranco Veneto perché è alla portata di tutti. Noi abbiamo un grande Giorgione, un pittore del Cinquecento, abbiamo dei monumenti straordinari che adesso da questo posto li possiamo vedere,
il Duomo di Castelfranco, il Teatro Accademico e vari palazzi. Vedi che l'imprinting dei palazzi deriva sempre dal 1700, e cioè dall'architetto Francesco Maria Preti, che ha studiato sulla base del Palladio. Dall'alto di queste mura scendiamo e andiamo a visitare la storia e la cultura di Castelfranco Veneto. Portofranco è una mostra importante, ma è anche un passo in avanti per la città e ci racconta anche cosa rappresenta e qual è il valore dell'acquisizione di Palazzo Soranzo Novello. Dal 14 novembre al 15 febbraio 2026 sarà possibile visionare una mostra importantissima, Portofranco, presso il Palazzo Soranzo Novello di Castelfranco Veneto. Naturalmente ci accoglie e ce la presenta la sua curatrice, la dottoressa Rossella Farinotti. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Ida, benvenuta. Grazie. Portofranco, una mostra tutta da raccontare, la sua importanza e di quante opere è composta. Allora, la sua importanza parte da questo luogo. È importante Portofranco perché riapre le porte di Palazzo Soranzo Novello e della sua storia. Le opere, insomma, sono più di 200 lavori, 23 artisti che appunto hanno lavorato in maniera specifica, dedicandosi allo spazio, alla sua storia, alle sue memorie, all'estetica di questo luogo prezioso, e anche a progetti speciali che durante questi mesi attiveranno proprio la mostra nei suoi giorni di apertura. Questa è una delle tante opere importantissime presenti in questa mostra, di cui il visitatore curioso resta veramente impressionato. Sì, perché come vedete questa donna sembra viva, in carne e ossa. Vero dottoressa? Assolutamente vero, ma lei infatti è viva. Si chiama Rose, è una signora che sta facendo il mercato delle pulci. L'artista che l'ha creata si chiama Dwan Hanson ed è stato l'artista che ha inventato l'iperrealismo nel mondo. Un artista storico che troviamo sui libri di storia dell'arte dagli anni 60, e Rose è una presenza nella banca che appunto rimane qua e controlla tutto. Al primo piano, insieme a tutte le installazioni come quella di Dwan Hanson, abbiamo ad esempio le fotografie del maestro Guido Guidi sulla tomba Brion. Poi si procede, in ogni stanza ci sono appunto installazioni, le sculture e video degli altri artisti della mostra. Dottoressa, siamo arrivati così al secondo piano, dove sono esposte molte opere interessantissime. Raccontiamo che cos'è l'arte contemporanea al nostro telespettatore. L'arte contemporanea è appunto fatta da diversi mezzi. Qua abbiamo per esempio la pittura di Agnese Guido che racconta la banca degli elementi, ci sono i banco, ma ci sono tutti degli elementi d'ufficio in maniera ironica. L'arte contemporanea è questo, è un linguaggio creato da artisti contemporanei, quindi vivi, di diverse generazioni, che raccontano il quotidiano, che raccontano la realtà e quello che accade nel mondo attraverso i propri sguardi, i propri occhi. Eccoci dottoressa, camminando siamo arrivati al terzo piano, dove sono esposte le opere più importanti, qualcuna veramente di particolare, vorrei dire la più importante al mondo è proprio questa. Esattamente, questa è una delle opere anche di storia dell'arte. In realtà viene da un'opera storica di Maurizio Cattelan che è stata realizzata apposta qui per la banca in miniatura. Si tratta del tamburino, l'opera si chiama Today, oggi, è molto significativo e simbolico, è questo bambino che arriva da questa mansarda, forse sta scappando, forse ci sta indicando qualcosa, ed è qui su questa scala. Più di 2 anni di lavoro per questa importantissima mostra, più di 200 le opere, più di 20 gli artisti internazionali. E noi vogliamo chiedere a Davide Boldrin di Azimuth perché hanno deciso di supportare una mostra così importante in questo palazzo così importante a Castelfranco Veneto. Davide.
Fondamentalmente perché ci è sembrata l'opportunità per riportare Castelfranco al centro e questa ci è sembrata l'occasione per ridare visibilità alla città e per offrire un'opportunità a tutti i castellani. Investire in cultura vuol dire far sì che le prossime generazioni riescano ad esprimere meglio quelli che sono determinati valori che hanno fatto grande il territorio. E questo per noi è un nuovo inizio. Ripartire con fiducia nel futuro è l'opportunità che ci dà questa mostra, che speriamo possa essere la prima di un viatico molto lungo. Castelfranco è anche terra di sapori e oggi qui si inaugura una mostra importantissima assieme al vice sindaco Marica Galante. Vostro prodotto principe, il fiore d'inverno che si mangia. Oggi per noi Ida è una grande festa perché celebriamo un prodotto buonissimo, perché è una prelibatezza che con gli anni ha acquisito sempre più valore nei nostri piatti, nelle nostre cucine, ma viene anche definito proprio per la bellezza. Se infatti vediamo anche il colore, le striature, la consistenza, la morbidezza, tutte qualità per le quali questo prodotto, chiamato anche il fiore dell'inverno, viene valutato. E noi qui abbiamo un orgoglio di avere una mostra con 12 dei produttori, fra i quali abbiamo anche con grande orgoglio delle cooperative sociali, tant'è che oggi il vincitore del primo premio è proprio la cooperativa Campoverde. Il radicchio è usato in tantissimi modi, specialmente nell'enogastronomia, ma non solo. Allora diciamo che in questi ultimi anni comunque è stato anche un prodotto che ha dato tante soddisfazioni, infatti anche cominciano ad esserci tanti produttori di età giovane. Un radicchio che viene richiesto in tutto il mondo, importato. Con questo fiore si fanno anche tante altre cose, confetture, la birra artigianale, la grappa, si fanno i dolci. Quello che era il prodotto povero di una volta, del passato, ora è un prodotto attualissimo, certo, addirittura futuristico. Sindaco, oggi abbiamo visto una città viva, ma qual è la direzione che Castelfranco vuole prendere per i prossimi anni? Quella direzione che ci farà essere un punto di riferimento che va ben oltre i confini della provincia piuttosto che a quelli regionali, perché Castelfranco Veneto ha tutte le peculiarità per eccellere in tantissimi ambiti. L'avete visto, lo vedrete, venite a Castelfranco Veneto, vi divertirete e andrete a casa emozionati. Sindaco, grazie, io la saluto e la ringrazio di averci accolto ancora una volta e buon Natale. Buon Natale anche a voi, grazie. Castelfranco Veneto è una città che ti resta dentro per la sua storia, per la sua gente, per le emozioni che ti sa regalare. Venire qui significa scoprire un luogo autentico, accogliente e sorprendente ogni volta.